È stato presentato nel pomeriggio di ieri presso la sala stampa del Palasport Pippo Nicosia de Agrigento il nuovo allenatore della SEAP dall'Icardillo Pallavolo Aragona, Massimo Dagioni, ex Monza in Serie A1, che subentra al dimissionario Luca Secchi. Il coach romano, uomo di grande esperienza, è stato presentato dal presidente Nino Di Giacomo, che ha dichiarato: è l'allenatore giusto per dare una scossa alla squadra. Dopo l'ultimo periodo negativo della squadra avevamo bisogno di dare un cambio di passo alle ragazze e Dagioni è la persona giusta. Con Massimo Dagioni ci conosciamo da tempo e ho sempre apprezzato le sue qualità e le sue caratteristiche. Siamo felici di averlo portato sulla panchina della SEAP dall'Icardillo Aragona. Da adesso in poi è vietato sbagliare. Massimo Dagione è esordito in conferenza stampa ringraziando il patron Di Giacomo per averlo coinvolto nell'ambizioso progetto e manifestando profondo interesse verso la squadra agrigentina. È una società che vuole disputare la Serie A, ha detto, e per questo ha allestito un roster fortissimo di ragazze, alcune delle quali conosco personalmente ed altre incontrate nelle diverse partite nazionali. Siamo qui e sono qui per vincere e raggiungere l'obiettivo.